Ecco qua. Buonasera a tutti. Iniziamo questo Consiglio Comunale congiunto facendo l'appello. Do la parola alla dottoressa per l'appello. Stagnaro Giovanni. Muzio Claudio. Biasotti Mirella. Rovai Erika. Ara Lorenzo. Miglietta Maurizio. Casavola Marica. Comes Fabio. Figone Marcello Cristian. Cusano Mario. Telchime Andrea. Origano Luigi. Barzacchi Maria Cristina. Armanino Albino. Benedetti Giampaolo. Bixio Massimo. Calabrò Giorgio. Ciotoli Luca. Conti Marco. Dell'Uomo Gabriel. Foresta Mara. Garibotto Andrea. Ghio Valentina. Mangini Daniela. Ovindo Gabriele. Piccinini Marco. Rezzano Silvio. Smeraldi Paolo. Stagnaro Giancarlo. Sturla Fabio. Gianelli Pietro. Battilana Mauro. Valentino Paolo. Bixio Maria Elisa. Pinasco Lucia. Magro Claudio. Garattini Santo. Guazzoni Massimiliano. Rollandi Luigi. Marcone Franco. Ravettino Enrico. Sperini Leandro. Vinzoni Elisa. Vernengo Raffaele. Maccà Carola. Tacchi Anna. Assente. Giovanni Collorado. Francesco Granara. Vittorio Petrocco. Angelo Botto. Luigi De Vincenzi. Laura Vaccarezza. Enzo Paolo Bacigalupo. Ferruccio Rolleri. Claudio Ricelli. Attilio Minolli. Rosella Battilana. Sì. Ecco qua. Allora, vi illustro un po' come intendiamo procedere. Darei la parola prima al sindaco di Casarza che ci ospita per una illustrazione della serata, dell'ordine del giorno. Credo che verrà letto anche un ordine del giorno, presentato un ordine del giorno. E poi darei la parola ai sindaci presenti e poi apriamo la discussione. È una discussione aperta ai consiglieri comunali, essendo un consiglio comunale naturalmente, ma aperta anche ai consiglieri regionali, ci sono dei parlamentari, insomma, ai rappresentanti dei lavoratori, ai rappresentanti sindacali. È un consiglio molto atipico, però vi chiedo di partecipare e vi chiedo cortesemente di non occupare tutto lo spazio, perché più si parla e meno tempo rimane per gli altri, quindi si possono esprimere tantissimi concetti in un tempo, chiamiamolo, ragionevole. Do la parola al sindaco Stagnaro. Sì, grazie Presidente. Intanto voglio ricordare che vi è la diretta di Teleradio Pace al canale 115 e le repliche domani alle 8:30 e alle 15:30 per i cittadini che non sono presenti e vogliono comunque ascoltare questo dibattito. Io inizierei leggendo l'ordine del giorno che abbiamo
condiviso insieme ai sindaci, ai consiglieri comunali e anche ai sindacati e ai lavoratori. Assemblea congiunta dei consigli comunali di Sesti Levante, Casarza Ligure, Moneglia e Castiglione Chiavarese sul seguente ordine del giorno. Lo leggo anche perché così abbiamo una cronistoria di quello che è successo fino ad oggi. Azioni di sostegno alla permanenza sul territorio della Val Petronio della FIP SPA marchio Astore al fine di scongiurare il trasferimento dell'azienda dal Comune di Casarza Ligure al Comune di Casella. I consigli comunali di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia e Sesti Levante. Premesso che la ditta Astore ha sede in Casarza Ligure da svariati anni. Attualmente Astore costituisce un marchio FIP che ha sede a Casella ed è a sua volta soggetta a direzione e coordinamento da parte di Aliaxis Holding SPA. L'azienda Astore ha alle sue dipendenze direttamente e indirettamente circa 55 lavoratori. La ditta costituisce un polo produttivo di eccellenza non solo per il Comune di Casarza Ligure, ma per tutto il comprensorio e significativo è il suo fatturato annuo e l'utile conseguito. In data 6 settembre 2018 il sindaco di Casarza Ligure è stato contattato dall'azienda e contestualmente ha ricevuto nella casa comunale il responsabile delle risorse umane e il direttore operativo per il Sud Europa di Aliaxis, i quali hanno manifestato la volontà dell'azienda di procedere al trasferimento della stessa nel comune di Casella, ove vi è ubicato un altro polo produttivo. Ad oggi non si ha contezza di difficoltà economiche oggettive tali che possano giustificare una così drastica decisione in merito all'improvviso trasferimento. I rilevanti risultati aziendali in termini di produttività sono anche frutto delle condizioni logistiche che hanno consentito ai dipendenti di conciliare l'attività lavorativa con la vicinanza alle proprie famiglie. Preso atto che il sindaco di Casarza Ligure ha immediatamente convocato un tavolo politico-tecnico per il giorno 8 settembre, che ha coinvolto organizzazioni sindacali e lavoratori, che in pari data l'amministrazione di Casarza Ligure ha incontrato separatamente la proprietà degli immobili dove ha sede il sito produttivo, la quale ha dato piena disponibilità a ridiscutere il contratto di locazione degli immobili stessi con l'eventuale obiettivo di un accordo maggiormente favorevole per l'azienda. Che nel corso degli anni la stessa proprietà è intervenuta più volte sugli immobili, con opere mirate a migliorare la fruibilità nonché la sicurezza dell'ambiente di lavoro. È evidenziato che con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 dicembre 2016 il Comune di Casarza Ligure è stato inserito nell'elenco dei territori individuati quali aree di crisi industriale non complessa. Considerato che i consigli comunali di Casarza Ligure, Moneglia e Sesti Levante hanno deliberato di impegnare i sindaci e le giunte a intraprendere tutte le iniziative ritenute opportune e necessarie volte a mantenere nel comune di Casarza Ligure il sito produttivo e in particolare di continuare a supportare le organizzazioni sindacali e i lavoratori in una costante azione finalizzata a scongiurare il trasferimento della ditta Astore e a rendersi disponibili ad intervenire in tutte le sedi istituzionali coinvolgendo i parlamentari del territorio, Regione Liguria, Confindustria, le organizzazioni sindacali, la proprietà dell'azienda e quella degli immobili anche attraverso l'invio del documento. Relazionare il Consiglio Comunale nel corso delle sedute prossime circa l'evolversi della situazione. Considerato inoltre che il sindaco del comune di Castiglione Chiavarese ha manifestato la volontà di approvare un documento di pari significato e che il sindaco del comune di Casarza Ligure ha ricevuto particolari manifestazioni di condivisione e solidarietà dagli amministratori di numerosi altri comuni della città metropolitana di Genova. Evidenziato che il sindaco di Sesti Levante si è impegnato nella seduta del 28 settembre a proporre un consiglio comunale congiunto insieme agli altri comuni della Val Petronio sul tema in oggetto. Evidenziato altresì che in merito alla questione suesposta il Consiglio regionale della Regione Liguria in data 11 ottobre ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, primi firmatari i consiglieri regionali Claudio Muzio, Luca Garibaldi, Giovanni Boitano, Gabriele Pisani, Franco Senarega, con il quale impegna il Presidente e la Giunta regionale ad intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di scongiurare lo spostamento a Casella del sito produttivo FIP marchio Astore ubicato nel comune di Casarza.
Verificato che in data 22 settembre è avvenuto un incontro presso il Comune di Casarza, cui hanno preso parte i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, il vice sindaco di Sesti Levante, il sindaco di Moneglia, il sindaco di Castiglione, il senatore del Partito Democratico Vito Vattuone, il deputato di Liberi Uguali Luca Pastorino e i consiglieri regionali Claudio Muzio, Fabio Tosi, Giancarlo De Paoli, Gianni Pastorino, e hanno fatto pervenire il loro sostegno e la loro adesione in forma scritta i deputati di Forza Italia Manuela Gagliardi, Roberto Bagnasco e Roberto Casinelli, ed hanno inoltre confermato il loro sostegno la senatrice della Lega Nord Stefania Pucciarelli e il deputato del Movimento 5 Stelle Roberto Traversi. Erano presenti anche le organizzazioni sindacali CISL, CGIL e le maestranze. Considerato che a seguito dell'incontro suddetto sono state elaborate le seguenti proposte: portare l'attenzione della vicenda a livello governativo interloquendo col Vice Ministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Lega Nord, onorevole Edoardo Rixi, e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Movimento 5 Stelle, onorevole Simone Valente. Sollecitare l'incontro con l'assessore regionale al lavoro Gianni Berrino, coinvolgendo altresì l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti. Preso atto che al fine di dare seguito a quanto stabilito nell'incontro del 22 settembre, il sindaco del comune di Casarza Ligure ha incontrato, unitamente alle maestranze e ai sindacati, l'onorevole Rixi, l'assessore Benveduti, per sollecitare azioni congiunte finalizzate a fornire supporto e vicinanza ai lavoratori. Visto che successivamente l'assessore regionale al lavoro Gianni Berrino ha effettivamente preso contatti con i vertici dell'azienda per verificare le reali intenzioni e che nonostante la posizione contraria di tutto il Consiglio regionale e dello stesso assessore, l'azienda ha confermato la volontà di trasferire la ditta Astore da Casarza Ligure a Casella. Verificato che in data 1 ottobre il sindaco di Comune di Casarza Ligure ha trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, onorevole Luigi Di Maio, propria nota nella quale ha evidenziato l'intera vicenda e contestualmente richiesto un interessamento del Governo in merito, chiedendo un possibile incontro. Considerato altresì che il Vescovo della Diocesi di Chiavari, Sua Eminenza Monsignor Tanasini, ha nei giorni scorsi ricevuto una delegazione costituita dai lavoratori e dai sindacati e ha assicurato la propria vicinanza e solidarietà ed un personale interessamento nei confronti dell'azienda. Dato atto che i lavoratori dell'azienda Astore, in segno di protesta, hanno proclamato agitazioni sindacali articolate su diverse giornate lavorative. Evidenziato che l'azienda Astore rappresenta un'importante realtà esistente da tempo sul territorio della Val Petronio sotto il profilo industriale e produttivo, e pertanto il suo trasferimento avrebbe inevitabilmente delle ricadute estremamente negative sia sociali che economiche. Riscontrato che il trasferimento dell'azienda causerebbe effetti decisamente negativi sul futuro dei lavoratori e delle loro famiglie, che di fatto si troverebbero costretti a scegliere tra il licenziamento e la prosecuzione del rapporto lavorativo, quest'ultimo con oggettive enormi difficoltà legate alla distanza della sede, oltre 150 km, oltre alla complessa viabilità accentuata dal recente crollo del ponte Moranti. Tutto ciò premesso, esprimono profonda preoccupazione e contrarietà alla paventata scelta aziendale per le pesanti ricadute negative che la stessa comporterebbe sui lavoratori, sulle loro famiglie e sul territorio della Val Petronio e della città metropolitana di Genova. Quindi impegnano i sindaci e le rispettive giunte comunali a farsi parte attiva per scongiurare il trasferimento dell'azienda FIP SPA marchio Astore, richiedendo di concerto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, anche in considerazione della difficile situazione della viabilità ligure ampiamente compromessa dopo il crollo del viadotto della Val Polcevera, la costituzione di un tavolo ministeriale cui partecipare unitamente al Governo, a Regione Liguria, a Città Metropolitana di Genova, ai vertici dell'azienda, a Confindustria, ai rappresentanti parlamentari e ai consiglieri regionali eletti sul territorio, finalizzato ad adottare ogni possibile azione tesa ad evitare il trasferimento a Casella della ditta Astore. Questo è il documento che presentiamo e portiamo all'attenzione dei consiglieri per l'approvazione. Faccio alcune brevi considerazioni e poi lascio la parola ai miei colleghi e ai consiglieri.
Il primo pensiero che voglio fare è ai lavoratori che sono qui presenti questa sera. Li vedo, sono tanti e penso che per loro sia un momento di grossa difficoltà e quindi questo ulteriore tentativo che facciamo, abbiamo già iniziato da subito, l'avete visto nel documento, a essere presenti, lo facciamo soprattutto per voi e per le vostre famiglie. Un pensiero va anche ai sindacati che hanno dimostrato, pur con alcune anche comprensibili sensibilità, hanno dimostrato una vicinanza forte al territorio e quindi io credo che questa vicinanza e questo ruolo del sindacato debba essere assolutamente garantito e valorizzato. Un pensiero però va anche, e questa sera lo vediamo, alla cosiddetta finalmente buona politica. Perché oggi voglio ringraziare assolutamente intanto i miei colleghi sindaci, il sindaco di Sesti Levante Valentina Ghio, di Moneglia Claudio Magro, di Castiglione Chiavarese Giovanni Colorado, per la Val Petronio, ma anche tutti i sindaci che oggi sono ben rappresentati dal sindaco di Chiavari, Luigi Di Capua, che è un po' il comune capofila del Tigullio per storia e per tradizione, che quindi dimostra un'unità del territorio che ci fa ben sperare e su questo noi dobbiamo assolutamente lavorare. Purtroppo però, ed è qui il punto su cui è importante fare questo Consiglio Comunale congiunto, dalla parte dell'azienda non ci sono ad oggi delle risposte positive, anzi. E quindi vorrei leggervi il documento che mi è pervenuto da Confindustria Genova, perché oltre ad avere invitato, e voglio ringraziare consiglieri regionali, parlamentari, qui vedo di tutti gli schieramenti, c'è il Movimento 5 Stelle con l'onorevole Traversi, ho avuto anche la nota del senatore del Partito Democratico che non può essere presente, concittadino Vito Vattuone, c'è l'onorevole Bagnasco di Forza Italia, abbiamo quindi una presenza trasversale di tutti gli schieramenti, però io ho invitato, mi sembrava giusto, ho invitato sia l'azienda che Confindustria. Confindustria Genova e il direttore generale mi ha inviato questa nota oggi che vi voglio leggere e portarvi l'attenzione. Egregi sindaci, in riscontro alla vostra convocazione, in nome e per conto di FIP, vi informiamo che la nostra associata non può accogliere il vostro invito ritenendo i consigli comunali sede irrituale per la discussione dei temi e procedure proprie delle relazioni industriali. Altresì l'azienda rinnova ancora una volta, nostro tramite, la propria disponibilità a un confronto con le parti sociali, nell'ambito delle modalità conformi a questo tipo di vertenze, ricordando di aver già incontrato le istituzioni politiche regionali e l'amministrazione di Casarza Ligure per illustrare le motivazioni della procedura e assicurare tempistiche per il trasferimento ampiamente superiori, tra virgolette, parentesi, 6 mesi dal 6 settembre rispetto a quelle previste dalla contrattazione nazionale. In linea con quanto sopra evidenziato, anche la scrivente associazione non parteciperà al Consiglio Comunale congiunto di cui è l'oggetto, con i nostri migliori saluti. Bene, io quando ho ricevuto questa lettera vi devo sinceramente dire che sono rimasto basito, perché questa sera non stiamo facendo una trattativa sindacale, quella la vedrete e la farete voi con i sindacati. Questa sera noi siamo qui per dire che non vogliamo il trasferimento dell'azienda, perché il trasferimento dell'azienda non colpisce soltanto i diritti dei lavoratori che ci lavorano, ma colpisce un territorio intero e su quello noi vogliamo essere uniti perché non ce lo possiamo permettere. E ricordo all'azienda, e io come sindaco, come tutti i miei colleghi, ho portato la fascia per quello, abbiamo giurato sulla Costituzione, noi dobbiamo difendere la Costituzione e la Costituzione del nostro Paese dice che è vero che l'iniziativa economica privata è libera, ma deve rispettare i requisiti sociali. L'iniziativa economica deve rispettare il territorio e deve rispettare quelle che sono le esigenze del nostro Paese. Non è che un'azienda può fare quello che vuole senza avere limiti, perché un'azienda deve rispondere anche al proprio territorio. Il nostro territorio ha dato tanto a questa azienda, ad Astore, il nostro territorio
ha dato tanto a questa azienda e il nostro territorio adesso è arrivato il momento che comunque l'azienda capisca che mettere in crisi un sistema di questo genere non mette in crisi soltanto i lavoratori, ma mette in crisi anche un territorio. Quindi io credo che la valenza politica di questo incontro sia soprattutto quella di far capire che non stiamo parlando di una semplice vertenza sindacale, ma stiamo parlando di un problema di occupazione di un territorio che riguarda ora Casarza, domani Casella e riguarda la città metropolitana. Presenti in gran numero dei 4 comuni, i consiglieri regionali, i parlamentari e anche appunto sindaci al di fuori della Val Petronio. Come è stato detto, saluto e ringrazio il sindaco di Capua e anche il rappresentante della città metropolitana, il sindaco Guelfo. Le parole dette dal sindaco Stagnaro e la lettura dell'ordine del giorno condiviso rispondono a quello che è l'intento che noi 4 sindaci abbiamo cercato di rappresentare attraverso la stesura di questo documento e condividere questa sera, mi auguro, nel modo più ampio possibile e unanime, in primo luogo con i consiglieri comunali che rappresentano i 4 comuni della Val Petronio e poi con tutti voi presenti in rappresentanza dei lavoratori e delle forze sociali. Come è stato detto, la situazione coinvolge 55 famiglie. In una realtà come la nostra, come la Val Petronio, che è una realtà che si regge su un delicato equilibrio che vede la presenza dell'industria, per fortuna ancora di un'industria anche grande come dimensioni, ma di un corollario di piccole e medie industrie, oltre che la presenza di un po' di turismo e di altre attività di servizi che non hanno un rilievo prevalente dal punto di vista occupazionale, dicevo, una situazione di equilibrio che va fortemente tutelata da parte dei sindaci e dei comuni. Va tutelata in primo luogo perché i sindaci devono farsi carico anche delle vicende umane, delle vicende singole dei propri cittadini. I lavoratori dell'azienda Astore sono lavoratori che fanno parte un po' del complesso della Val Petronio, nonostante la sede sia a Casarza. E poi perché l'allontanamento, la chiusura, il trasferimento di un'azienda di questa entità colpisce tutto il tessuto produttivo della nostra area, del nostro territorio, e quindi la difesa va fatta forte, con forza, con tutti i mezzi che noi siamo capaci di mettere in campo. Sono state citate le variazioni che sono state compiute in queste settimane, ma abbiamo visto che non ci sono stati al momento ripensamenti da parte dell'azienda, abbiamo visto e sentito che l'esito dell'incontro con l'assessore regionale non ha lasciato possibilità al momento di intravedere percorsi diversi. Credo tuttavia che noi non ci dobbiamo fermare, ma anzi che dobbiamo allargare il campo per cercare di coinvolgere, come cita l'ordine del giorno, livelli istituzionali più alti, interlocutori anche di diverso respiro, e quindi davvero l'obiettivo prevalente, l'obiettivo su cui dobbiamo cercare di coalizzare le forze è quello di chiedere un tavolo ministeriale per diverse
diverse ragioni. Innanzitutto per chiedere all'azienda in un tavolo di questa rilevanza di spiegare le proprie ragioni che non sembrano trovare una rispondenza in quello che è il buon andamento dell'azienda a livello di Casarza, proprio a livello territoriale, la crescita, lo sviluppo che l'azienda ha dimostrato di avere sul nostro territorio, e anche rispetto alle dichiarazioni di intenti di sostenere l'azienda nella permanenza sul territorio. Di più, un tavolo di questa portata può anche aiutarci a capire se il fatto che il territorio di Casarza Ligure è stato collocato dalla Regione in una zona industriale in area a crisi non complessa, che quindi per la definizione propria consente di poter accedere a finanziamenti, a percorsi di finanziamento a sostegno delle aziende collocate, quindi quella sede, la sede che vede la presenza oltre che delle amministrazioni locali, della Regione e di istituzioni di più alto tenore come appunto il Ministero dello Sviluppo Economico, ci consentono anche di capire se strumenti come questi che il legislatore al momento prevede possano essere dirimenti o di aiuto per convincere e per sostenere l'azienda a rimanere sul territorio. Questi sono gli strumenti che abbiamo, oltre che la nostra voce, le azioni come quelle di questa sera che continueremo a fare finché ce ne sarà bisogno, a fianco dei lavoratori, a fianco delle loro famiglie, perché la richiesta e la contropartita rispetto al percorso di trasferimento ci rendiamo conto che è una contropartita davvero troppo grande da sostenere. La distanza è tanta, la distanza è pesante e davvero cambia la vita e rende impossibile probabilmente in diversi casi continuare a mantenere la propria vita familiare, la propria vita quotidiana così come è stata impostata magari in diversi anni da tanti di voi e da tutti voi. Per cui io mi auguro e anzi ne sono certa che l'ordine del giorno proposto venga approvato all'unanimità e poi credo che noi sindaci ci faremo interpreti di dare attuazione a quello che chiede l'ordine del giorno, cercando di presidiare il percorso perché questo tavolo ministeriale venga concesso e l'azienda possa farne parte e porti le sue ragioni, e noi con i nostri argomenti e stimolando anche il Ministero a portare argomenti ben più di peso possiamo cercare di far sì che tutte le azioni siano messe in atto per mantenere questo presidio a Casarza, per far sì che voi non vediate depotenziata la vostra situazione occupazionale in un modo così drastico e per far sì che il territorio non perda un'azienda di questo valore che appunto dà lavoro a 55 famiglie. Grazie. Grazie Sindaco anche per aver rispettato rigorosamente i tempi giusti. Sindaco di Moneglia. Grazie. Saluto e ringrazio a mia volta tutti gli intervenuti. Devo dire che la nostra presenza qui vuole essere testimonianza che, come nel passato, sul tema del lavoro convergono tutte le varie anime che compongono i vari consigli comunali, e questo devo dire che è un valore aggiunto. Perché se è vero che 55 famiglie rischiano davvero di trovarsi nell'andare incontro a enormi difficoltà nel malaugurato caso di questo trasferimento, con distanze davvero proibitive per chi deve recarsi giornalmente al lavoro, dobbiamo però pensare anche che anche alle generazioni future, perché non possiamo nasconderci che se davvero Astor dovesse abbandonare Casarza e il Tigullio, qualora ci fossero nel futuro delle nuove possibilità di lavoro, ben difficilmente i nostri giovani potrebbero trovare posto se questa azienda fosse, questo polo produttivo dovesse andare a casella. E quindi siamo qui per ancora una volta dire che siamo pronti alle iniziative che si deciderà di assumere insieme. Mi pare che l'ordine del giorno sia completo e
e quindi non credo ci siano assolutamente problemi a votarlo, e mi pare del resto comunque importante che oltre ai consigli comunali ci sia la presenza delle istituzioni che sono state citate. Per quello che ci riguarda non possiamo che confermare la nostra volontà di assumere tutte le iniziative necessarie a fianco dei lavoratori che sono davvero provati, sia la prova davvero di una prova davvero difficile. Grazie. Grazie Sindaco. Il Sindaco di Castiglione Chiavarese. Sarò brevissima, ma buonasera a tutti, veramente di cuore, perché la vostra presenza, di tutte le personalità e le autorità che sono venute qua per questa azione che dobbiamo fare tutti insieme, credo che sia la cosa più importante che possiamo fare insieme a tutti i lavoratori. Io credo che il resoconto che ha fatto il sindaco di Casarsa abbia fatto un po' la storia di tutti i passaggi che abbiamo fatto per arrivare al punto di questa sera. Quindi io ho replicato altre cose che servivano, io voglio aggiungere anche una cosa che non abbiamo detto, ma però è stata contata anche l'azienda dei Capannoni, dove ha dato ampia disponibilità a una trattativa, eventualmente a altre situazioni. Quindi credo che tutti i passaggi che dovevamo fare li abbiamo fatti. Finalmente abbiamo fatto anche un'azione che dove abbiamo sempre fatto, ogni azienda che è andata in crisi siamo sempre intervenuti i 4 comuni della Val Petronio. Credo che questa sia la cosa più importante per noi, e vi porto anche la piena solidarietà di tutto il Consiglio Comunale di Castiglione, di cui è pienamente a conoscenza di tutti i problemi, e spero che questa azienda rimanga a Casarsa e non vada a Casella come ha fatto tante altre che sono andate via. Grazie. Grazie Sindaco. Allora io aprirei la discussione, vi chiedo di prenotarvi, certo, vi chiedo di prenotarvi, e quando prendete la parola, arrivo, c'è già un prenotato, e quando prendete la parola vi chiedo di presentarvi perché non ci conosciamo tra tutti. Il Sindaco di Capua, poi mi ha chiesto la parola un consigliere. Prego Sindaco. Bene, grazie dell'invito a tutti i sindaci. Il mio pensiero, sono qui non in rappresentanza delle famiglie residenti chiavaresi che lavorano presso l'azienda, ma come sindaco della città di Chiavari. Dobbiamo ragionare in termini di comprensorio. Chiavari al centro del Golfo del Tiguglio, e ho sentito proprio il dovere morale di farmi partecipe di questa vicenda incresciosa. Sicuramente 55 persone, 55 famiglie vedono nella malaugurata ipotesi di trasferimento stravolta la loro vita personale, familiare, il disagio enorme, soprattutto per le lavoratrici donne. E di questo dobbiamo farci carico. Qui non c'entra la politica, non c'entra la destra, la sinistra, il centro, ma interessa la buona amministrazione. Il nostro comprensorio, se va via anche questa azienda che è un'eccellenza della Val Petronio e non solo, si impoverirà di nuovo. E come diceva il sindaco, il collega Magro, anche le future generazioni perderanno altre possibilità. Come sindaco di Chiavari mi impegno a portare all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale un ordine del giorno simile a questo che avete portato voi, adesso me ne prendo una copia, per manifestare appunto l'unità della città di Chiavari e vicinanza a tutti i lavoratori. Per cui se volete che il Comune di Chiavari faccia parte anche sostegno in tutte le altre azioni che volete intraprendere anche a livello ministeriale, ne farò sicuramente parte. Devo dire che quando io ho scritto al Ministro Giorgetti per la vicenda dell'Entella ho avuto subito una risposta di vigilanza sulla questione della nostra squadra, che come sapete sta vivendo una situazione allucinante, voglio dire. Per cui l'intervento del governo è stato immediato, c'è da augurarsi, e non posso non continuare a crederlo, che vi sia un intervento anche in questo caso. Per cui la città di Chiavari, se volete coinvolgere in questi tavoli, saremo ben presenti. Grazie. Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Rezzano, poi c'è il consigliere Muzio e l'onorevole.
Grazie, sono Rezzano, consigliere di maggioranza del Comune di Sesi Levante. Lavoratori e lavoratrici della Astore, sindaci, colleghi consiglieri dei comuni del comprensorio. Oggi siamo nuovamente qui con i lavoratori a sostenere una giusta, sacrosanta causa qual è quella della difesa del posto di lavoro. Nello specifico del posto di lavoro di 55 persone, delle loro famiglie, che venendone private si troveranno in una situazione molto critica. Diversi sono stati i passaggi prima di quello di questa sera, tutti tesi a rimarcare questa situazione, volti a sensibilizzare l'opinione pubblica, a scandire passaggi, all'assunzione di impegni. L'azienda, che è bene ripeterlo, non è un'azienda decotta, ma che sta producendo utili, in particolare questa di Casarza, ha già fatto sapere che non intende mantenere il sito su questo territorio, ma trasferire tutto a Casella. Passaggio che, non me ne stupirei, potrebbe anch'esso essere un passaggio interlocutorio e quindi ben più grossa potrebbe essere la partita, e cioè quella di trovarci di fronte ad una serie di passaggi che porterebbero poi l'azienda magari fuori dall'Italia. Un obiettivo che magari si pensa di raggiungere arrivando anche a quella che in gergo si definisce una guerra tra poveri, tra lavoratori, la permanenza del sito più grosso sacrificando quello più piccolo, dicendo comunque che l'azienda non lascerebbe nessuno a casa, ma semplicemente, questo semplicemente tra virgolette, trasferisce. Sappiamo chiaramente cosa sono certi tipi di trasferimento. Diceva bene, c'era scritto correttamente su un cartello posto fuori dai cancelli che sono licenziamenti mascherati. La partita quindi non è piccola, ma nel suo insieme aspetti e caratteristiche che ne fanno una ben più grossa, che travalica i confini del comune, in questo caso quello di Casarza, per arrivare ad avere aspetti nazionali. Un'altra azienda quindi fuori dal territorio nazionale e non sarebbe purtroppo un esempio unico. Allora ancora una volta la questione secondo me va inquadrata politicamente. Ribadisco quello che già aveva affermato nel Consiglio Comunale di Sestri Levante. Il nostro territorio rischia di essere privato di un'attività produttiva, altamente produttiva, attraverso un processo che potrebbe non arrestarsi. Allora dissi, oggi l'Astore e domani chi? E lo ribadisco questa sera in un consesso più ampio e fortunatamente molto affollato. Ecco perché allora serve un'azione congiunta, come ricordava chi mi ha preceduto, concreta, fuori dalle liturgie che spesso si fanno per rispondere, come dire, ad atti dovuti. Di mezzo c'è qui l'impoverimento del territorio dal punto di vista produttivo ed occupazionale, il lavoro per 55 persone e per le loro famiglie e quindi la loro dignità di persone che di punto in bianco per rispondere ad una logica aziendale viene lesa in maniera pesante. Quando dico logiche aziendali parlo ovviamente di atteggiamenti che rispondono ad interessi precisi, spesso di una sola parte, ma che non possiamo affrontare come se non esistessero. Così facendo renderemo un cattivo servizio anche ai lavoratori, il cui fine primario è il mantenimento del posto di lavoro, sancito peraltro dalla nostra Costituzione. Parliamo piuttosto di due logiche aziendali a confronto. Una, quella dell'azienda, e l'altra quella della famiglia. Quest'ultima per funzionare, per vivere, per mandare i propri figli a scuola, per rispondere, per spendere, per investire, ha bisogno del posto di lavoro. Quella dell'azienda risponde, come quella familiare, a criteri di efficienza, ad obiettivi da raggiungere e così via, ma che sempre più spesso, per essere raggiunti, passano o si tende a farli passare sulla pelle dei lavoratori. Per non parlare, ripeto, di un territorio che si impoverisce sempre più del suo tessuto industriale. Quindi, posti di lavoro a rischio, che se ne dica, ulteriore impoverimento del tessuto industriale,
Questione che potrebbe avere rilevanza nazionale perché interessa con tempi e aspetti diversi siti. L'ordine del giorno proposto allarga a tutti i livelli l'attenzione da porre. Io aggiungo che per ottenere dei risultati concreti che vadano ad ostacolare determinate azioni occorre innanzitutto il massimo di unità delle istituzioni, ma soprattutto dei sindacati e dei lavoratori. Occorre una lotta intelligente che proponga soluzioni concrete. Prendere tempo deve servire a valutare ogni possibile azione e non può essere il prolungare una sorta di scappatoia. Ripeto, perché ci credo e sono fermamente convinto che l'unità dei lavoratori e quella delle istituzioni può fare molto, ma soprattutto gli obiettivi che ci diamo tutti assieme devono essere molto chiari. Il tessuto produttivo del nostro territorio e il suo futuro economico e il destino dei lavoratori e delle loro famiglie. Nessuno deve essere abbandonato, nessuno dovrà rimanere a piedi. Se non raggiungiamo questi obiettivi sarà per ognuno di noi, per le istituzioni, per noi come singole persone, una grave sconfitta. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Tanto, signor Sindaco, io le chiederei di integrare la pagina 3 dell'ordine del giorno, laddove si fa riferimento ai firmatari dell'ordine del giorno presentato in Regione con il nominativo del consigliere Giovanni De Paoli, che è qui presente e che ci è stato accanto sin dal primo momento, quindi credo che sia doveroso questa premessa. Detto questo, io ritrovo questa sera un valore enorme dal mio punto di vista, che è lo spirito che nel 2010 ci portò a scongiurare la chiusura dello stabilimento di Fincantieri. Ecco, noi da lì dobbiamo ripartire, mi pare che i presupposti ci siano tutti per fare una battaglia, perché di questo si tratta, difficile, non ce lo nascondiamo, ma rispetto alla quale noi non possiamo lesinare né impegno né determinazione. Sino ad oggi noi abbiamo fatto passaggi istituzionali, attraverso i consigli comunali dapprima, attraverso questo Consiglio Comunale Congiunto, abbiamo incontrato rappresentanti del Governo che purtroppo non hanno risposto alle aspettative che noi riponevamo in loro, e oggi bisogna alzare il tiro e tutti siamo concordi, e nell'ordine del giorno lo diciamo, di richiedere un importante incontro presso il Mise e il Ministero del Lavoro, incontro dove si auspica possano essere presenti anche l'azienda e Confindustria. Quindi questo è il passaggio. Mi riconosco molto nell'intervento dell'amico Silvio Rezzano, laddove nella parte finale appunto dell'intervento richiamava all'unità, quell'unità che, ribadisco, nel 2010 istituzioni, sindacati, maestranze ci ha portato a quell'importante risultato. Io sono particolarmente contento che questa sera sia rappresentata qui la città metropolitana, oltre che naturalmente a rappresentanti del nostro Parlamento, il deputato Traversi e il deputato Bagnasco. Perché la città metropolitana? Qui abbiamo Guido Guelfo, che è delegato dal sindaco Bucci, perché il tema è oggi il ventre molle e Casarza, ma il tema, a mio avviso, e l'ho sollevato questo ragionamento in sede di Consiglio Comunale, nella prima occasione in cui si è parlato del problema che appunto ci investiva, il tema, a mio avviso, purtroppo nel medio, breve o lungo periodo non riguarderà solo Casarza. E lo dico non in ragione di un pensiero un po' avventuroso e fantasioso, ma in ragione di un capoverso che ho ritrovato e che voglio portare a conoscenza di tutti i lavoratori in un verbale d'incontro di circa una ventina di giorni fa, un verbale d'incontro a Casella tra le organizzazioni sindacali e l'azienda a Casella, che recita esattamente così: non sono all'ordine del giorno valutazioni che prevedono la riduzione della forza lavoro nel depotenziamento del sito di Casella in un orizzonte temporale coerente con i cicli industriali del nostro settore. Io credo che questo capoverso debba preoccupare molto i lavoratori di Casella. Quelli di Casarza sono già preoccupati, lo siamo tutti, e faremo naturalmente i passi che dovremo fare. Ma qui
io dico al collega, ex collega sindaco e attuale assessore ai lavori pubblici, consigliere delegato ai lavori pubblici Guido Guelfo, riferisci al sindaco Bucci che il rischio è che il problema non sia di un comune della città metropolitana, ma sia della città metropolitana, perché il rischio è che noi perdiamo i 55 lavoratori di Casarza oggi e che in futuro il sito di Casella sia molto a rischio. Questo lo dico in ragione di questo documento di cui vi ho letto la parte finale. Detto questo, per quanto mi riguarda, io ho detto che mi sarei incatenato ai cancelli della fabbrica se fosse stato necessario. Spero non ve ne sia bisogno, ma se vi fosse la necessità, questo impegno io lo ribadisco questa sera, perché credo che tutti noi, dobbiamo ribellarci ad un'ipotesi di questo tipo, perché è un'ipotesi che depaupererebbe il territorio di risorse umane, di denaro, di attività, di un'interazione, di un'integrazione tra le persone, la nostra comunità e chi col lavoro produce reddito, produce ricchezza che non possiamo sopportare. Quindi reagiamo, facciamolo e non permettiamo questo che a mio avviso potrà anche essere una scelta di politica industriale, ma è una scelta di politica industriale che va a scapito dei territori e le multinazionali non possono fare ciò che vogliono, non possono e non è giusto. E io credo che se noi porteremo avanti un gesto forte di ribellione potremo ottenere anche un risultato che al momento appare molto difficile. Vi ringrazio. L'onorevole Bagnasco. Grazie. Dopo gli interventi del consigliere Rezzano e quello appassionato dell'amico Claudio Muzio, che non da oggi ha fatto di questa, come tutti gli altri evidentemente, ha fatto di questa battaglia una battaglia importante e significativa che va oltre sicuramente a già importante, importantissimo per tutti i lavoratori, per le loro famiglie, una battaglia che, come purtroppo ha letto bene, male, non bene, il sindaco di Casarza, è una battaglia che si scontra contro metodologie arcaiche e atteggiamenti assolutamente impensabili. Io oggi parlavo purtroppo di problematiche importanti che erano quelli dell'Ilva e ricordavo gli atteggiamenti di un certo signor Riva, che ricordo molto bene e che oggi purtroppo per lui non c'è più, ma che comunque ha fatto tanto male al nostro Paese. Erano atteggiamenti di arroganza assoluta. Ecco, io l'arroganza credo che sia un fatto sempre estremamente negativo. L'arroganza non paga, l'arroganza soprattutto indica debolezza, perché quando uno ha delle ragioni importanti e significative non ha bisogno di essere arrogante, ma riesce a farsi capire, a farsi comprendere e anche magari in qualche modo a farsi sostenere attraverso il significato delle ragioni. Queste non ci sono. Mi si dice, si è sempre detto, ma evidentemente questo è assolutamente vero, che questa è un'azienda sana, è un'azienda che non ha avuto alcun tipo di problema, che ha sempre avuto dei rapporti positivi anche con le maestranze, che hanno dimostrato sempre attaccamento a questa azienda, consentendo quindi all'azienda stessa di svilupparsi nel miglior dei modi. Oggi ci troviamo di fronte ad una logica aziendale che sicuramente, evidentemente, ha un significato di tipo economico, ma che si scontra sicuramente anche altrettanto chiaramente con le esigenze di vita delle persone. E le esigenze di vita, l'uomo un uomo economico si dice, ma l'uomo anche è una persona che ha una famiglia, che ha delle esigenze, che ha una sua vita, e credo che queste esigenze debbano essere rispettate nel migliore dei modi. È importante, io ammiro molto i sindaci, ve lo dico con grande chiarezza, non solo i sindaci ma anche tutti i consiglieri comunali che si sono impegnati, e i consigli e gli amici
che hanno parlato prima di me e anche quelli che non hanno parlato, li ammiro molto perché è una battaglia sicuramente difficile. Qui siamo in salita, dobbiamo scalare l'Everest, è inutile che ci nascondiamo dietro. Se dovessi scommettere, io non ho la buona volontà di Muzio, non scommetterei. Questo non vuol dire però non impegnarsi strenuamente nella maniera più importante, più significativa e più partecipata. Per quanto riguarda il mio partito, sono contento che ci siano anche altri parlamentari, altri ci sono state in altri momenti e quindi mi sembra che ci sia dal punto di vista della compattezza parlamentare un'assoluta assonanza e questo è un fatto molto positivo, molto positivo. Per quanto riguarda il nostro partito porto anche i saluti di due amici che stasera non ci sono perché non potevano esserci e infatti sono venuto io che poi se li raggiungerò, non raggiungerò uno perché l'altro è in Consiglio Comunale, gli amici Gagliardi e Cassinelli che comunque partecipano assolutamente a questa battaglia con piena convinzione. È una battaglia difficile, portare a livello ministeriale è ormai una necessità assoluta, siamo all'ultima spiaggia cari amici, dobbiamo percorrerla con grande convinzione, noi la percorreremo convinti di lavorare per il bene non solamente di un gruppo di lavoratori e di famiglie, questo è assolutamente abbastanza facile e comprensibile dirlo, ma di lavorare anche per dei principi che devono essere, che in questo Paese devono ritornare ad essere i principi su cui si basa poi la convivenza civile, del rispetto reciproco, rispetto verso l'azienda, ci mancherebbe altro, è assolutamente importante, ma anche rispetto verso quei lavoratori che hanno consentito all'azienda di ottenere risultati. Siamo con voi, lo saremo in tutti i modi possibili. Chi è religioso evidentemente può pensare a qualcosa, a qualche intercessione da parte di qualcuno, di qualcosa. Chi è meno religioso deve contare evidentemente sulle sue forze e noi queste forze cercheremo di usarle tutte con grande convinzione. Grazie a tutti. Grazie onorevole. Mi ha chiesto la parola il consigliere Telchime. Come si chiama? Grazie, buonasera a tutti. Dove guardo? Guardo qua. Niente, allora innanzitutto volevo, consentitemi uno strappo alla regola, iniziare il mio intervento con il doveroso ricordo di un compianto consigliere comunale, assessore del comune di Casarza Ligure, che ha servito per tanti anni il nostro comune ed è prematuramente scomparso appena 2 giorni fa, ed è Andrea Massucco, e credo che debba andare insomma il saluto e il ricordo di questo consiglio comunale. Poi anche io ringrazio tutti i presenti, penso che sia un bel segnale di unità da parte di tutto il territorio, la presenza dei sindaci, dei consigli comunali, dei comuni della Val Petronio, la presenza del sindaco di Chiavari, di tanti consiglieri regionali eletti qui e di tanti parlamentari eletti sul nostro territorio. Credo come consigliere comunale, come ho già avuto modo di affermare nelle altre occasioni in cui ci siamo incontrati in questi 2 mesi di battaglia per cercare di tenere l'azienda su questo nostro territorio comunale, credo che come consigliere comunale possiamo fare 2 cose. La prima la stiamo facendo anche stasera, cioè fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per tenere alta l'attenzione su questo tema. La seconda ovviamente intervenire con gli strumenti che l'amministrazione comunale ha, che sono essenzialmente quelli delle imposte comunali, per favorire gli insediamenti industriali e gli investimenti nel nostro comune. Però ora la battaglia passa ad un livello più alto, ed è assolutamente indispensabile dal nostro punto di vista che tutte le istituzioni facciano la loro parte. Faccia la sua parte la Regione. Io ho sentito parlare, ma lo dico senza polemica, di consiglieri regionali che si incatenano ai cancelli.
ben venga, per l'amor di Dio, però credo che i consiglieri regionali prima di tutto debbano fare pressione per quanto è nelle loro possibilità, con gli strumenti che hanno nelle loro possibilità, presso appunto la Giunta regionale, perché si faccia portatrice di questa istanza presso il Ministero dello Sviluppo Economico e presso il Ministero del Lavoro. Perché è vero sì che questa sera noi andremo ad approvare un documento importante, spero e credo all'unanimità, però è anche vero che di documenti e vertenze di questo tipo, non nascondiamocelo, soprattutto in un periodo di crisi, sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro ne arrivano anche a decine tutti i giorni. È importante che sia la Regione a farsi carico di un tema così importante e faccia pressioni presso il Ministero per far sì che in tempi brevi arrivi questo tavolo alla sua attenzione, perché vertenze di questo tipo ce ne sono veramente tantissime. E la nostra è molto importante sul territorio, ma a livello nazionale è una delle tante. Per fare in modo che non sia così bisogna che chi ne ha la possibilità dia tutto il possibile, quindi la Regione si impegni concretamente per portarla all'attenzione e arrivare a una soluzione, speriamo, condivisa. Un saluto e grazie a tutti. Grazie consigliere. Ha chiesto la parola al consigliere Guelfo. Sì, buonasera a tutti. Io sono qua come consigliere della città metropolitana di Genova. Il sindaco metropolitano Marco Bucci mi ha appunto incaricato di partecipare a questo consiglio. Anzitutto mi voglio complimentare coi sindaci per come hanno organizzato questo consiglio. È una cosa non usuale, è una cosa che non si vede spesso e fa piacere, dico la verità che fa piacere. Io che sono consigliere metropolitano, ma sono anche sindaco di un comune della Val Fontanabuona. Essere qua stasera insieme ai lavoratori, insieme a 4 consigli comunali, è una cosa molto importante. Che dire, la città metropolitana, come ha detto il consigliere Muzio, sicuramente cercherà di metterci tutto quello che può per fare tutti insieme quello che è necessario fare per garantire sul territorio questo lavoro, che è il lavoro di 55 persone, ma anche un posto di lavoro, un'occupazione sul territorio molto molto importante. Credo che questo si possa fare solo con un atto di coraggio di tutti, dei lavoratori, di tutte le amministrazioni di Regione Liguria e di città metropolitana. Se si riuscisse tutti insieme a raggiungere questo obiettivo, credo che potrebbe essere una cosa veramente importante. Concludo con, come voi sapete, il sindaco Bucci è impegnato per questioni molto importanti, ma vi assicuro è molto sensibile comunque anche alle vicende che sono sul territorio delle vallate. Perciò sono certo che quando io riferirò, vi assicuro che mi sono messo in mente tutti i passaggi dei sindaci e di tutte le autorità che mi hanno preceduto, sono certo che se ne terrà conto. Grazie. Grazie consigliere. Ha chiesto la parola al consigliere De Paoli. Grazie, buonasera a tutti. Ma io vi leggo 2 righe che la dicono lunga sulla questione in sostanza. La direzione aziendale ha precisato che il progetto presentato ha lo scopo di rinforzare fortemente il sito FIP di Casella da un punto di vista tecnologico, produttivo e distributivo, facendo diventare il centro di eccellenza europea del gruppo per la produzione di valvole industriali. Rinforzare Casella attraverso un miglioramento dell'efficienza del sito è nei fatti la migliore via per assicurare stabilità e continuità. Quindi se poi l'azienda avrà
intenzioni future di fare passaggi su Bologna o in altri siti, questo non lo sappiamo, però i nostri assessori Benvenuti e Berrino, che hanno incontrato l'azienda, hanno trovato un muro di gomma in sostanza. L'azienda ha detto queste parole, ha ribadito queste parole, e quindi sembrerebbe che non senta ragione. Si è dimostrata disponibile ad agevolare gli operai, il trasferimento, le ore, a diminuire le ore lavorative, cose sociali e quant'altro, però sul fatto di non delocalizzare da Casazza Ligure non ci sentono affatto. Quindi, per tutto quello che abbiamo sentito qui questa sera, io credo che noi consiglieri regionali dovremmo prenderci l'impegno di contribuire e battere i pugni sul tavolo affinché questa situazione venga portata sui tavoli ministeriali, perché come ribadiscono gli assessori, noi abbiamo un muro di gomma e in sostanza non è che potremo andare molto lontano. Quindi rimaniamo tutti uniti, ognuno faccia la sua parte, si faccia portatore dei problemi di Casazza ai propri rappresentanti a Roma, perché solo a Roma io credo che possano dire qualcosa di concreto su questa vicenda. Grazie. Grazie consiglieri. Mi ha chiesto la parola l'onorevole Traversi. Grazie a tutti, innanzitutto buonasera. Parlo anche come governo, facendo parte del Movimento 5 Stelle e come uomo del territorio che amo molto, quindi una situazione del genere sicuramente mi coinvolge in prima persona. L'altra volta in Consiglio non sono riuscito a partecipare, però avevamo già sentito l'intervento di Valente, che è il sottosegretario. La situazione l'avete spiegata molto bene, le ultime parole l'hanno ancora sottolineata maggiormente, è discretamente disperata. Un tavolo di trattativa, a mio avviso, è il minimo che possiamo garantire alla ditta, la serietà che gli operai soprattutto hanno dimostrato in tutti questi anni, perché quando una ditta ovviamente è in positivo il merito sicuramente va scritto soprattutto agli operai che l'hanno fatta crescere e l'hanno fatta grande con i risultati positivi appunto che questa può marcare. Però, come si diceva anche prima, tavoli di crisi al governo sono uno dopo l'altro, sono tavoli di crisi. Questo è un'ulteriore difficoltà, perché questo non è un tavolo di crisi, proprio per quello che ho detto prima. È una situazione di una ditta che sul territorio va a spostarsi. Quindi dal punto di vista del Ministero potrebbe sembrare un problema minore, chiaramente, perché un trasferimento di questo tipo provincia su provincia, la prima cosa che il sottosegretario potrebbe dire è un problema di un tavolo regionale, chiaramente. Però noi dobbiamo fare capire che non è così semplice, che siamo in Liguria, che siamo a comparti stagni, che far 60 km per noi, soprattutto adesso, è un problema. L'abbiamo fatto capire per gli sfollati di Genova, ovviamente la situazione è completamente diversa da questa, però siamo riusciti a far ragionare su questo problema di chi ha dovuto perdere la casa in quel contesto e credo adesso domani inizieremo a votare questi emendamenti, credo che lì riusciremo a raggiungere il risultato sperato. Questa situazione la mettiamo a fianco, perché come Tigullio avevamo tanto da offrire, ma piano piano stiamo perdendo tutto, quindi da parte mia, e ovviamente non posso parlare per il governo, da parte mia però metterò il massimo dell'impegno perché quantomeno questo tavolo venga aperto. Lo dirò subito, aspetterò i vostri report del Consigli, anche questa cosa è molto carina, perché far vedere finalmente un Tigullio anche unito in questa avvertenza è già un segnale, un primo segnale che diamo di forza. Chiaramente andando lì rappresentati da diversi comuni facciamo già vedere che il problema non è un problema di Casarza o del Val Petronio, è un problema di territorio proprio. Quindi dobbiamo difenderci assolutamente e farò di tutto affinché questo quantomeno si possa dare una piccola speranza, uno spostamento dei termini, qualcosa. Io proverò il possibile. Grazie a tutti. Grazie onorevole. Mi ha chiesto la parola il consigliere Garibaldi. Buonasera a tutti, grazie mille. Io aggiungo solo poche cose rispetto a quello che è stato detto dai sindaci e dai consiglieri
comunali e regionali sulla vicenda, perché il quadro è stato fatto, però bisogna anche cercare di dire che è una battaglia che va condotta e va condotta con tutti gli strumenti che ci sono. Chi è al governo adesso ha più responsabilità di altri, ma al governo va spiegato che ogni vicenda che interessa la Liguria ad oggi è una vicenda nazionale. Questa non è una vicenda di Casarza Ligure, è una vicenda ligure perché è una vicenda che interessa lo spostamento la chiusura di uno stabilimento verso Casella e la scelta di una multinazionale di riorganizzare la propria presenza prima in Liguria e poi forse in Italia, e per come è sistemata la Liguria dopo il crollo del Ponte Morandi, qualsiasi situazione industriale e di lavoro che interessa questa regione ha una valenza nazionale. E di fronte a un'azienda che non spiega cosa sta facendo e non apre un confronto positivo, perché, l'ho già detto in diverse sedi, se il tema è un calo produttivo di 10% su Casella, non si chiude uno stabilimento, si organizza un ciclo produttivo in modo tale che funzioni. Come chiudere un cantiere, perché se c'è un buco di lavoro di 3 mesi, se tu vuoi chiudere i cantieri usi anche i 3 mesi di buco per usarlo come scusa. Ma qua è un tema diverso. Peraltro i sindacati si sono messi anche a disposizione rispetto a utilizzare altri strumenti per far sì che aumenti la produttività, e di fronte a tutto questo la risposta è stata: sappiate che Casarza chiude. Cioè, il punto politico è che si può discutere di tutto, ma la prima opzione che deve tornare al tavolo è che si deve dimostrare che non ci sono altre alternative da parte dell'azienda, e questo non ve l'hanno dimostrato. Vi hanno detto è così, una trattativa si fa togliendo tutte le pregiudiziali dal tavolo, e il governo in questo momento deve chiedere di togliere la pregiudiziale che si chiude e tutto il resto si mette in discussione, perché penso che ci sia la volontà di tutti di ragionare su come far funzionare questa azienda in questo momento. E poi c'è un tema ligure. Noi non possiamo chiedere in questo momento, soprattutto in questo momento, di distruggere la vita delle persone in questa fase. Già lo spostamento e il trasferimento, che sono dei licenziamenti camuffati, come ha detto Rezzano, in condizioni normali sarebbe una sconfitta. In una situazione di viabilità di questa regione, in cui per spostarsi da una parte all'altra della Liguria tu impieghi delle ore, significa non fare i licenziamenti accelerati, ma ancora di più portare le persone a non scegliere la strada di trasferimento. Quindi c'è anche un tema regionale che, al netto della interlocuzione che ha fatto l'assessore Berrino e l'assessore Benveduti, va rimessa in campo, perché, lo dico ai miei colleghi, hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto, ma devono continuare a insistere, perché il tema del ruolo della regione in questa fase è fondamentale. E poi io penso che il governo, di fronte a una multinazionale che fa una scelta di questo tipo, debba chiedere conto, anche se non è formalmente una crisi industriale, come ricordava Traversi, che diciamo è esponente di maggioranza. Poi ci sarebbe anche la necessità di parlare con un esponente del governo, perché diciamo Traversi è un parlamentare della Repubblica, ma non può, l'ha detto anche lui, parlare a nome del governo. Governo che deve essere interessato in questo momento, e il tavolo ministeriale è la strada iniziale di un percorso in cui il tempo, come si diceva prima, è un fattore essenziale per cercare di bloccare una cosa che in questo momento rischia di non avere soluzioni. Quindi, per cui noi non dobbiamo rimandare solo la vicenda a livello nazionale. Il livello nazionale è necessario, ma dobbiamo continuare nelle nostre azioni, anche regionali, anche locali, per far sì che continui a mantenersi questa impostazione. Si parlava delle aree di crisi industriale non complessa. Penso che la Regione debba anche formalizzare, mettere in campo qualche strumento per far sì che ci sia una volontà. Casarza ha la fortuna di essere collocata in queste aree e quindi va giocata in questa maniera a livello locale, per cui massima disponibilità. Anche noi come forza politica, come Partito Democratico, ci mettiamo a disposizione con i nostri parlamentari in tutte le sedi, e quindi penso che la battaglia sia appena iniziata e dovremo fare tutto il possibile perché ci sia
un lungo percorso che non sarà facile, ma a cui dobbiamo rivolgersi con grande convinzione, perché le battaglie bisogna farle convinte, altrimenti è molto più complicato per i lavoratori, poi ci troveremo in una situazione molto più complicata rispetto a quella attuale. Consigliere Boitano. Buonasera a tutti. Non sto a ripetere tante cose che sono state dette questa sera che condivido, ma quasi la totalità. Però abbiamo iniziato una serata quasi quasi in depressione, no? Mentre la riunione di questa sera dei consigli comunali congiunti dimostra l'importanza di questa battaglia, no? Perché questa battaglia può essere per questa azienda, ma in futuro possono essere altre battaglie di questo tipo. Quindi questa battaglia è la battaglia del comprensorio, che dobbiamo cercare di dimostrare questa sera con questa riunione che non ci molla questo comprensorio quando c'è una difficoltà. E questa difficoltà, io vado subito alla proposta, perché è inutile che stia a ripetere le cose che sono state dette prima. La forza di questa sera, della riunione di questa sera, deve essere da investire i 4 sindaci, 5 sindaci, deve essere il sindaco anche di Chiavari, che è un po' così il capoluogo del comprensorio, insieme alla città metropolitana, insieme al sindacato, che continui questa trattativa, perché è soltanto l'inizio, non siamo alla fine. Io non la vedo ancora persa completamente la battaglia, da come la vedo io. Io ho sempre lavorato nel mondo industriale, quindi un po' queste problematiche l'ho sempre vissute fino a pochi anni fa. Quindi non la vedo ancora. Quindi uno spazio, l'ho detto anche in commissione quando c'è stata la riunione dei capigruppo, che non siamo ancora alla fine. Quindi veda ancora uno spazio di trattativa, e questo deve partire in particolare dai 2 assessori che sono già stati citati prima. L'assessore in particolare al lavoro, che Berrino, che si è molto impegnato, della Regione, e anche l'assessore allo sviluppo economico, perché non è detto che in questo ancora tragitto che ci rimane, speriamo che possa diventare un tragitto positivo, si possano trovare quelle soluzioni, quelle pieghe, quelle cose che magari l'azienda non pensava, e può essere una proposta positiva per loro e per mantenere questo sito produttivo. Quindi io pregherei che da questa sera ne uscisse questa commissione formata dai 4 sindaci, 5 sindaci con Chiavari, dalla città metropolitana e dal sindacato, perché le istanze che questa sera abbiamo detto vengano portate al tavolo regionale e contemporaneamente poi al tavolo nazionale, perché è soltanto il tavolo regionale ormai, io vedo, e il tavolo nazionale con i 2 assessori e con l'unico ministro, perché poi somma alle due competenze, che si può trovare una soluzione. Ma da questa sera partire proprio una serata di lotta, proprio tutti dobbiamo sentirci impegnati a lottare a fianco a loro, perché io non ritengo che questa sera, anche con la risposta della Confindustria, sia una risposta definitiva. Ovviamente la risposta, spesso io ho visto queste risposte delle Confindustrie, però poi se sono aperte le trattative, il sindacato ne potrà essere testimone, che a volte è successo anche questo. Quindi cerchiamo di dare un'impostazione positiva da questa sera, e tutti insieme ci troveremo compatti per difendere i posti di lavoro dei 55 lavoratori, ma significa difendere i posti di lavoro di tante altre aziende del nostro comprensorio. Ha chiesto la parola il vice sindaco di Casarza Miglietta. Sì, buonasera a tutti. Allora, è già ormai 2 mesi, pressappoco, che noi stiamo facendo questa battaglia, e siamo vicini come amministrazione e con tutti gli amministratori locali del Tigullio, siamo vicini al territorio, siamo vicini alle maestranze, ci siamo alternati insieme a voi già da un po' ai cancelli, quando facevate sciopero. Quindi
Noi nella lotta, tutti quanti, questa sera la partecipazione numerosa e delle maestranze che era comunque scontato, ma soprattutto della parte politica, amministrativa, regionale, che non è mai mancata in questo periodo, è importante. L'assurdità di questa vicenda, è già stata detta questa sera, è che si vuole chiudere, perché di chiusura stiamo parlando, perché sì, possiamo dire trasferimento, ma chiudiamo comunque un polo produttivo che dà lavoro a 45 persone, che una volta 45 persone più 10 dell'indotto, che una volta trasferiti non ci sarà più. Quindi il Tigullio lamenterà questa mancanza e col succedersi poi delle persone che man mano che ne so, andranno in pensione, non ci sarà più una risposta da questo polo produttivo. Quindi noi dobbiamo attivarci, e lo stiamo già facendo, in un crescendo di lotta. Sono cose già vissute, abbiamo già vissuto queste vicende purtroppo nel territorio, da Sestri a Casarza, di aziende in crisi. Questa in crisi non lo è, ed è l'assurdità totale proprio di questa vicenda, perché è un'eccellenza, ha sempre raggiunto gli obiettivi proposti dall'azienda, a detta proprio dei lavoratori. Quindi si vuol chiudere un'eccellenza per trasferirla, ma in realtà è un licenziamento camuffato. Noi non possiamo accettare questo e di conseguenza bene ha fatto il sindaco di Casarza nel proporre insieme al sindaco Ghio e altri sindaci questo consiglio comunale congiunto che dà una prova di forza proprio, cioè noi non possiamo permettere a chiunque, perché adesso c'è la Astore, domani ci sarà qualche altra fabbrica, non possiamo permettere che chiunque si svegli al mattino e decida con uno schiocco delle mani di dire non mi interessa più quell'attività lì, passi in un modo così, diciamo così, senza colpo ferire. Quindi noi saremo sempre presenti in questa lotta. Ci rivolgiamo adesso, come ha già fatto il sindaco nella sua lettera al Ministero del Lavoro, e chiaramente appoggiato e appoggiati comunque dai consiglieri regionali, e probabilmente forse non basterà, ma a questo punto poi vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la situazione, perché non lo so, Astore vorrà comunque andare via? Comunque noi non possiamo perdere un polo produttivo, dovremo pensare qualcosa, cioè, oggi c'è Astore, domani ci sarà un'altra azienda magari qui vicina, che ci sono voci di crisi, quindi secondo me non può passare il messaggio che chiunque possa fare quello che si vuole sul nostro territorio. Grazie. Ha chiesto la parola Garibaldi Gino. Buonasera a tutti, grazie da parte dell'amministrazione, del sindaco, dell'amministrazione di Cogorno di averci invitato. Grazie e un saluto, ma grazie in modo particolare perché avete colto quello che è il problema in questo momento, che è la chiusura, e nella chiusura ci rimette un territorio, pertanto l'aver coinvolto non soltanto la Val Petrolio ma tutto il territorio del Tigullio mi sembra che sia l'aspetto più importante, che probabilmente, essendo un licenziamento, comunque una chiusura camuffata, dobbiamo far presente le difficoltà che il Tigullio, il nostro territorio, non può assorbire determinate situazioni, e questo diventa una battaglia territoriale. Noi la dobbiamo far diventare una battaglia, e vi ringrazio davvero di aver coinvolto tutti i consigli comunali del Tigullio, in primis il comune di Chiavari, ma tutti i comuni, perché davvero possa riprendere forza quello che è l'aspetto principale, che l'unità del Tigullio è la forza che può anche riuscire probabilmente a far tornare indietro una politica di una multinazionale che probabilmente qualche cosa da scontare, da pagare a livello ministeriale avrà, e di conseguenza un progetto tale, quello del Tigullio, che porterà avanti sul tavolo del Ministero anche determinati, io ritengo, risultati. Pertanto grazie al Comune
l'amministrazione del Comune di Cogorno approverà l'ordine del giorno in giunta in Consiglio Comunale che avremo il 30, di conseguenza grazie davvero e la battaglia inizia adesso, non è finita. Voi avete fatto un primo passaggio, la battaglia del territorio inizia adesso con l'aiuto di tutte le amministrazioni del Tigullio. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Smeraldi. Buonasera, esprimo prima di tutto la solidarietà mia e del consigliere Albino Armanino, che fa parte con me del gruppo consigliare Lega Liguria del Consiglio Comunale di Sestri Levante, ai lavoratori dell'Astore coinvolti in questa crisi occupazionale. Noi volevamo integrare quello che è già stato detto, non sto a ripetere tante cose che ho sentito che sono condivisibili, integrarle l'ordine del giorno facendo un sollecito anche al Presidente Toti nella sua duplice veste sia di Presidente della Regione Liguria sia di Commissario straordinario all'emergenza, affinché anche egli sia coinvolto in questo processo di sollecitazione degli enti sovraordinati, in particolare del Ministero. Do lettura dell'ordine del giorno che abbiamo preparato. Si impegnano i sindaci qui presenti ad attivarsi presso il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, affinché a sua volta sensibilizzi il Ministro dello Sviluppo Economico, nonché Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, onorevole Luigi Di Maio, ai problemi che il trasferimento da Casalza Ligure al Comune di Casella dell'azienda FIP SPA Marchio Astore causerebbe ad un territorio già povero di posti di lavoro e dai dipendenti dell'azienda, che dovrebbero accolarsi un disagio quotidiano in termini di tempo al momento incalcolabile, dopo il purtroppo noto crollo del ponte Morandi. Questo è l'ordine del giorno che consegno adesso ad integrazione di quello che è stato preparato. Grazie. Consigliere, non ho capito. Questo sarebbe un'integrazione al dispositivo dell'ordine del giorno? Sì. Quindi sarebbe un'aggiunta al dispositivo dell'ordine del giorno preparato da tutti. Va bene. Ha chiesto la parola il sindacalista di Tullio. Sì, ringrazio tutti per la presenza, buonasera. Ringrazio la grande partecipazione della politica che si è stretta e unita intorno ai lavoratori e ringrazio sentitamente, questa sera non lo ha citato nessuno, il Vescovo, che ci ha incontrato e ci ha dato grande motivazione nel cercare di continuare questa battaglia per difendere il lavoro su questo territorio. Il lavoro che è collegato alla famiglia, che è collegato a quei valori che tutti noi qui stasera condividiamo. Per questo devo dire che io rispetto ovviamente tutti i testi, ma il comunicato di Confindustria mi sembra un po' un'autorete, perché noi quando parliamo di lavoro ne parliamo anche a livello di comunità, ne parliamo insieme alla politica che rappresenta insieme alle istituzioni, e anche il Vescovo ci ricordava, insieme ai valori della famiglia, rappresentano e rappresentiamo quei momenti in cui noi tutti insieme dobbiamo ragionare su quelle che sono le prospettive di vita, di dignità, di lavoro sul territorio e oltre il territorio. Perché, guardate che forse molti non l'hanno capito, quando ragioniamo dovremmo ragionare in maniera seria, qualcuno forse è sfuggito, che il lavoro, il 50% del lavoro di Astore qui a Casarza, viene portato al di fuori della Liguria, quindi viene portato a Bologna. Quindi non è concluso il tema a livello di Genova, area metropolitana, dicendo abbiamo spostato il lavoro da una parte all'altra e il problema è comunque risolto. Non è così.
perché il 50% del lavoro va a Bologna e l'azienda 2 anni fa ci diceva che questo sito, stesse identiche parole riportate da Claudio Muzio nel testo che vi ha letto, che questo sito non era all'ordine del giorno, che sarebbe stato spostato. Detto che questo non è un trasferimento, questi sono licenziamenti camuffati, è stato spiegato bene, è impossibile fisicamente, logisticamente passare dalla zona di Bolzaneto in questo momento. Credo che dal punto di vista etico e morale anche l'azienda debba essere spinta a prendersi le proprie responsabilità. Dispiace che Confindustria dica certe cose, perché Confindustria notoriamente, spesso e volentieri, anche lei, insieme al sindacato, ha difeso tanti valori, che sono quelli del lavoro e della condivisione insieme di percorsi che non possono essere definiti in maniera unilaterale. I tavoli si fanno insieme, si trovano delle soluzioni condivise, altrimenti non sono proposte che si possono accettare, perché non vorrei che allora questo diventi una questione di principio con questo territorio, che lo sappia i lavoratori, i cittadini, che lo sappia anche la politica. Non vorrei che diventasse una questione di principio, dove si dice quello è il ventre mollo, la politica è inutile che faccia dei discorsi, degli incontri, delle kermesse, noi passiamo di lì, punto e basta. Perché guardate che il sito di Casella è il sito che, numeri alla mano, su tutti il sito di Casarza, è il sito con i migliori parametri in assoluto rispetto a tutti i siti. Allora, il Ministero dello Sviluppo Economico deve prendersi le sue responsabilità. C'è poco da fare. Parliamo di un tema dove noi lanciamo un grido d'allarme e non vorremmo che fosse inascoltato. Non stiamo scherzando, stiamo parlando del futuro di 3 stabilimenti sul territorio italiano. E visto e considerato che il tema delle delocalizzazioni era stato anche inserito nel decreto dignità, sarebbe opportuno che, siccome noi non abbiamo fatto neanche un tavolo dove c'è stato spiegato qual è il piano industriale, nemmeno uno, il Ministero chieda all'azienda perlomeno lumi su questo piano industriale, che è di livello nazionale, non è di livello regionale. E sul tema nazionale il Ministero chiederà quali sono le garanzie per la prosecuzione nel corso del tempo di quelli che sono i siti sul territorio compreso Bologna. Quindi noi da parte nostra ovviamente vi ringraziamo e vi chiediamo un sostegno di lungo periodo, perché certamente per noi la battaglia non è finita qui, e il Ministero chiediamo che ci dia un incontro. Sarà intasato, ha sicuramente tante problematiche. Dobbiamo anche dire che chi è andato al governo sapeva che c'erano queste problematiche e forse probabilmente molte erano state prese sotto gamba, non capendo qual è l'importanza di temi così seri come quelli del lavoro. Ora non si possono liquidare così. Ora noi chiediamo l'incontro al Ministero e dobbiamo andare al Ministero. E se non andremo al Ministero, noi faremo la nostra parte. E se necessario faremo le iniziative dove bloccheremo le strade, dove chiediamo l'aiuto dei cittadini, dei metalmeccanici, di tutte le categorie del lavoro di questo territorio. Quindi non è finita qui. Credo che se ci sosterrete potremo arrivare a un ragionamento serio che sia positivo per tutti. Se questo sarà, noi, che sia chiaro, non siamo quelli che ci tiriamo indietro dalle trattative o che non siamo in grado di fare accordi o che non siamo in grado di fare anche accordi difficili. L'abbiamo sempre fatti e la nostra storia lo dimostra. Però se si pensa di passarci sopra come dei carri armati, su questo non ci stiamo e fino alla fine lotteremo. Grazie. Ha chiesto la parola Chiolo del sindacato.
Buonasera a tutti. Allora, intanto voglio ringraziare, come ha già detto prima parecchia gente, voglio ringraziare la politica per l'intervento di sostegno che sta dando in questo periodo qua ai lavoratori dell'Astore. Da molti interventi ne hanno ribadito, è alto lo scontro che abbiamo. Sono già stati fatti 3 giorni di sciopero, di cui oggi i lavoratori presenti del secondo e terzo turno sono in sciopero. Noi abbiamo bisogno di un tavolo. Lo diceva bene prima Omar, noi abbiamo bisogno di un tavolo ministeriale. Perché questa non può essere solo un'avvertenza che riguarda il Tigullio. Questa deve essere un'avvertenza che riguarda l'intera regione. Giusto ha fatto chi ha pronunciato ad andare anche da Bucci, da Toti. Questi sono i passaggi che noi dovremmo fare e dovremmo continuare. Quindi non è detto che noi vogliamo riconquistare un tavolo con l'azienda. Poi se l'azienda si siede al tavolo e ci dirà le stesse cose che ci ha detto il 6 di ottobre, il 6 di settembre, dovremmo essere anche in grado, insieme ai lavoratori, poi di dargli una risposta un po' più forte, che non possono essere le 4 ore, ma magari qualche, come diceva prima Omar, magari andare anche a occupare qualche strada. Qualcheduno qualche giorno ha detto dovremmo andare a occupare l'aeroporto, allora io dico che quello è troppo, però dare più visibilità a quello sì. Quindi noi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Noi come sindacato siamo disposti a fare la nostra strada, fare anche degli accordi, perché questo è il nostro ruolo, fare degli accordi difficili, ma andare avanti, senza lasciare pezzi per strada. E quindi questo è... Io non sono un grande oratore a fare degli interventi alle volte, però questo volevo proprio dirlo, per quanto riguarda l'unitarietà sindacale che c'è, andrà avanti su questa strada qua. Grazie. Ha chiesto la parola Davini del sindacato. Buonasera a tutti, io sono il funzionario territoriale della FIOM CGIL e sono qui a portare solidarietà da parte della mia categoria ai lavoratori della Astore. Ricordando che questo qui mi sembra strano, ci sono tante piccole aziende metalmeccaniche che stanno lottando con le unghie e coi denti per rimanere sul territorio. E quindi sentire un'azienda che invece è in buona salute, decida di portare via tutto, portarlo su un altro territorio, a me veramente fa strano. Noi abbiamo già portato solidarietà ad altre aziende e continueremo con questa strada, per cui io a Omar Di Tullio e Massimiliano Chiolo offro la nostra piena disponibilità a partecipare a qualsiasi iniziativa che i lavoratori decidano e decideranno di fare sul territorio. Grazie. Allora, in questo momento non ho altre richieste. Personalmente mi farebbe piacere sentire la voce anche di un dipendente dell'azienda, pur capendo benissimo che parlare in pubblico non è così semplice per tutti e anzi credo che sia difficile per quasi tutti noi, però vincere anche questa cosa per sentirci, insomma, siamo tra di noi e mi farebbe piacere. Ecco. Buonasera a tutti. Mi chiamo Dinuzzo Sandro e sono un rappresentante dei lavoratori CISL in azienda. Noi ci siamo trovati in questa difficoltà, abbiamo chiesto aiuto innanzitutto ai sindacati che ci hanno supportato e siamo partiti poi con chiedere l'intervento anche alla politica. Ci ha sorpreso il fatto che la politica si sia mossa in modo così unitario dandoci un sostegno veramente considerevole. Quindi da parte di tutti noi dipendenti va un grande ringraziamento a voi tutti. Cosa posso dire? Di sicuro la situazione è drammatica in questo senso. Noi non possiamo accettare quelle che sono le condizioni dettate dall'azienda. Non le possiamo accettare perché non riteniamo che rispondano ai requisiti che l'azienda ci illustra.
Di conseguenza noi diciamo che non ci stiamo e andremo avanti con la nostra battaglia. Oggi più forte che mai, perché ci sentiamo supportati fortemente dalla politica, dal sindacato, e questo ci dà speranza anche l'aiuto, come diceva Omar Di Tullio, che ci offre il Vescovo di Chiavari, e quindi da parte di noi tutti grazie, e noi ce la metteremo tutta nella nostra battaglia, supportata chiaramente da voi tutti, e grazie da parte di tutti noi. Chiediamo un minutino non sappiamo bene come inserire questo aggiunta all'ordine del giorno, visto che questo ordine del giorno è stato condiviso dopo riunioni importanti tra tutti i sindaci del territorio. Non sospendiamo, ma vi chiediamo un minuto, un secondo. Abbiamo risolto. Quindi vi leggo solo il dispositivo che andremo a votare. Poi tutti i consiglieri comunali voteranno. Quindi i sindaci e le rispettive giunte comunali a farsi parte attiva per scongiurare il trasferimento dell'azienda FIP, SPA, marchio Astore, richiedendo di concerto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, anche in considerazione della difficile situazione della viabilità ligure ampiamente compromessa dopo il crollo del viadotto della Val Polcevera, la costituzione di un tavolo ministeriale cui partecipare unitamente al Governo, al commissario per l'emergenza Toti, a Regione Liguria, a Città Metropolitana di Genova, ai vertici dell'azienda, a Confindustria, ai rappresentanti parlamentari e ai consiglieri regionali eletti sul territorio, finalizzato ad adottare ogni possibile azione tesa ad evitare il trasferimento a casella della ditta Astore. Ecco, allora formalmente mettiamo in votazione questo ordine del giorno. Ah, scusa, mi ero scordato. Quindi aggiungiamo questo, però non nel dispositivo, nella premessa. Che pagina, scusatemi? Evidenziato altresì. Ah, ecco, nell'elenco dei consiglieri regionali. Franco Senaraga e De Paoli. Ok, va bene.
ma questo fa parte comunque della premessa, che comunque la recepiamo e mettiamo in votazione formalmente l'ordine del giorno, quindi chi è favorevole alzi la mano. Direi unanime. La seduta è sciolta. Vi ringrazio e ringrazio i lavoratori e penso a nome di tutti di poter dire che al di là di questa serata noi siamo qua, per quello che possiamo fare, potremo fare, noi ci saremo. Grazie.